Il Lido ha reagito all'apprensione per le sorti di Alberto Trentin da Comunità Vera, mobilitandosi in modo trasversale. La famiglia abita proprio a fianco della chiesa e il parroco di Sant'Antonio, Don Renato Mazzuia, è stato tra i primi a raccogliere in via confidenziale l'apprensione della mamma di Alberto. Ciò che preoccupa molto è il fatto che non ci siano contatti dal punto di vista istituzionale e soprattutto che i poveri genitori siano completamente isolati rispetto al contatto con Alberto. L'augurio è quello che la questione si risolva al più presto e che Alberto torni a casa e ritorni alla sua vita normale. Trovo ignobile, però voglio sottolinearlo, che un cittadino venga arrestato e detenuto senza esplicite motivazioni. È un qualcosa che si sta ripetendo un po' troppo spesso ultimamente, però l'augurio è quello che, come i casi precedenti, al più presto si risolva anche questo. Anche la politica finalmente si interroga dalla deputata trevigiana Rachele Scarpa del Partito Democratico alla segretaria del PD veneziano Monica Sambo. C'è poi la voce decisa di Raffaele Speranzon, uomo forte dei meloniani, che è anche componente della Commissione Affari Esteri in Senato. Come Partito Democratico abbiamo presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri in cui chiediamo quali notizie ci siano sulle condizioni di Alberto e anche quali iniziative urgenti si intenda mettere in campo per garantire i pieni diritti processuali e di detenzione a Trentini. Da quanto ne sappiamo, infatti, al momento il ragazzo non ha potuto comunicare né con i parenti né con un legale né con la propria ambasciata e non è stata nemmeno formulata un'accusa a suo carico. Ci stringiamo in un abbraccio solidale alla famiglia e ne condividiamo appieno l'apprensione. Un ragazzo generoso che era in Venezuela per aiutare le persone più fragili. Chiediamo al governo il massimo sforzo diplomatico e a tutte le forze politiche la massima collaborazione per riportare Alberto a casa. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo depositato delle interrogazioni alla Camera e al Senato e chiediamo ovviamente che Alberto possa tornare presto ad riabbracciare la sua famiglia. Il governo italiano fin dal principio si è messo in contatto con le autorità venezuelane per avere le risposte che al momento non sono arrivate. Non smetteremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, innanzitutto per avere le informazioni che riguardano Alberto Trentini e possibilmente anche per riportarlo in patria. Purtroppo in Venezuela oggi c'è un regime che governa, un regime antidemocratico, comunista, guidato da Maduro, che viola sistematicamente il diritto internazionale.